Mi viene costantemente chiesto il perché io sono ritornato in Italia o in Europa dopo un gran periodo all'estero, tra Australia, Nuova Zelanda, Olanda. E il motivo è semplice: la qualità di vita. Per quanto tutti si possano lamentare del fatto che ci sono problematiche economiche o comunque problematiche legate al lavoro, posso dirvi che in Italia si vive molto meglio. E tu dirai, vabbè, certo, se hai i soldi puoi vivere bene, ma ci sono delle cose che non puoi comprare, delle cose, esempio il sole, le persone che ti salutano per strada, l'accoglienza, il bello del vivere, insomma, che ne so, a Firenze, a città come Roma, a città come Bologna, insomma tutte le città italiane sono belle. Sono tornato soprattutto per vivere in Sardegna, vicino alla natura. Per me è molto importante, come vedete nei miei video, sono costantemente nel verde, anche se in questo momento mi trovo comunque a Torino, ma cerco sempre di trovare dei posti in cui posso respirare, lontano da troppe persone, lontano dal caos e dall'inquinamento. Vivere a Cagliari in Sardegna ti permette comunque di avere tanto a disposizione lì a portata di mano. Quindi ecco il motivo per cui sono ritornato in Europa e in particolare in Italia e in particolare in Sardegna, che secondo me è un'isola di guarigione, che ha una frequenza, una vibrazione altissima. Parlo sempre spesso di vibrazioni, quando dico la paura ha una vibrazione bassa e la pace ha una vibrazione alta. Ecco, in Sardegna si assapora e si sente nella pelle quella vibrazione di libertà, ok? Per quanto poi ci sono sempre dei problemi economici, ma se si fa le cose con passione, secondo me la parte economica arriva dopo. E secondo me è più importante seguire le proprie passioni e vivere in un ambiente sano e al verde, in natura, che magari vivere a Sydney solo perché lo stipendio è alto.